ragazzi erano a volto scoperto, a parte uno che aveva il cappuccio in testa, ma gli altri erano a volto scoperto, sicché io mi auguro che vengano riconosciuti e che Certo. paghino insomma per quello che hanno fatto, che non si può rovinare, poteva anche restare, se il calcio in faccia lo prende su un punto che poteva anche restare là per terra morto, ha rischiato veramente la vita. Una violenza cieca, ingiustificabile, vittima un 22enne castellano, studente lavoratore che sabato sera si trovava a Roma per un weekend che doveva essere di svago, con lui altri due amici, anche loro trevigiani dell'area di Castelfranco Veneto. Ora il ragazzo si trova al Cafoncello di Treviso dopo un primo ricovero all'Umberto I nella capitale in attesa di una delicata operazione maxillofacciale. I fatti in uno dei quartieri della Movida Romana in piazza Bologna al Nomentano. Il clima, racconta il padre del giovane, è quello di una serata di festa come tante. Tanto che stavano parlando, un tipo si è avvicinato e gli ha detto stai parlando con le pischelle sbagliate, loro stavano parlando c'era tantissima gente, parlavano tutti insieme con delle ragazze e niente, poi gli hanno detto di seguirlo su un vicolo. Richiesta che viene ovviamente respinta dal 22enne, ma è in questo momento che il provocatore viene raggiunto da due compagni che ben presto diventano complici. Gli hanno tirato un pugno in faccia, lui è caduto, l'hanno preso a calci in faccia, un amico suo è intervenuto e l'ha preso due pugni anche lui senza gravi conseguenze, ma due pugni anche lui e poi niente, poi mio figlio si è rialzato e ha fatto come si hanno fatto per scappare perché avevano anche paura e sti qua tre si sono dileguati. I giovani castellani sono disorientati, raggiungono l'Umberto I in taxi, qui vengono prestate le prime cure. Gli hanno Quanti fatto una giorni? prognosi di 30 giorni, che poi qua a Treviso è addirittura aumentata a 40 giorni perché aveva varie fratture allo zigomo, sotto l'occhio, aveva una faccia che sembrava un pugile, sembrava Rocky Balboa dopo il combattimento. Moralmente non è al massimo, diciamo, anche perché è una cosa che non gli è mai successa. Formalizzata la denuncia, si procede con le indagini. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini della videosorveglianza di una gioielleria nei pressi del luogo del pestaggio. Intanto il 22enne al Cafoncello è ricoverato nella stessa stanza del 19enne che sempre sabato sera, ma a Treviso, a Porta San Tommaso, è stato aggredito dal branco. Una coincidenza che forse racconta un fenomeno esteso, quello delle baby gang e delle botte facili. Per il padre del ferito, difficile trovare un senso a tanta violenza. Speriamo che non restino segni, aver la faccia rovinata non per un incidente o per un'altra cosa, ma perché uno ti dà due pugni sul muso e quattro calci in faccia senza nessunissimo motivo, cioè